Buongiorno a tutti, nuova avventura, nuovo giro d'anello. Parto dal Lago Secco dietro le mie spalle, meta di tante famiglie durante l'estate per rinfrescarsi, per respirare un po' di aria sana. Oggi farò orti forestali, passo Tre Croci e passo Tre Croci andrò al Plische Panoramica per mostrare le bellezze delle piccole Dolomiti. Poi scenderò Scalorbi per il sentiero E5 e tornerò al Lago Secco. Un giro d'anello colorato, specialmente in questo periodo, e quindi non mi resta che augurare a tutti voi la buona giornata e il buon cammino. Mauro, gli amici del Carrega, in solitaria. Ed ecco il nostro giro, salirò gli orti forestali che si trovano dietro alle piante, salirò fino ad arrivare al Plische. Quindi un bel giretto da fare in solitaria nel silenzio assoluto della natura. Sentiero da fare solamente se si ha dimestichezza col luogo. Guardate questa stupenda cascata, ed ecco un passaggio dove stare molto attenti per salire queste scalette. Ho voluto fare un po' di pista per ammirare la stupenda cascata che oggi da qui si vede, mentre ora il mio sentiero prosegue dritto per andare a incrociare l'altro sentiero che mi porterà agli orti forestali. Attenzione, chi lo volesse fare, questi primi 200 metri sono solo per chi conosce la zona, altrimenti il sentiero si può prendere dal rifugio Boschetto. Ecco il punto dove attraverserò, che in fondo è impossibile per passare dall'altra parte. Ed eccoci qua che abbiamo ripreso il sentiero che parte dal rifugio Boschetto. E ora si inizia a salire con il suono dell'acqua che mi fa compagnia. Guardate lo spettacolo di colori entrando in questa faggeta. Siamo arrivati agli orti forestali, abbiamo due sentieri, uno a destra e uno a sinistra, naturalmente poi si ricongiungono e quindi andiamo a vedere la casetta degli orti forestali. Siamo a 1235 metri ed eccoci giunti alla casetta degli orti forestali.
lasciata la casetta riprendiamo il nostro sentiero dietro, che si riprende con il sentiero principale. Ed eccoci arrivati al bivio. Questo sarà il 185 che prenderemo poi per scendere, mentre noi saliamo sulla destra tramite il sentiero 190, passo Tre Croci, rifugio Cesare Battisti. Arrivati a questo punto del sentiero abbiamo una breve panoramica, rifugio Pertica, da Romeo che saluto, e rifugio Revolto, mentre il sentiero prosegue in mezzo al bosco. Durante questo trekking abbiamo la possibilità di vedere questi grandi faggi, sono stupendi, enormi, bellissimi da fermarsi e guardarli, della serie quando la natura ti vuole stupire. Siamo usciti dal bosco e delle nuvole minacciose stanno arrivando. Tra un po' saremo a Passo Tre Croci. Entriamo in questo mondo fatato, magico, colorato di giallo. Ed eccoci qua dopo 2 ore di cammino. Siamo arrivati a Passo Tre Croci. Ed ecco qua lo spettacolo che si apre a Passo Tre Croci. Stupendo. Dritto per arrivare su a Cima Plische. Questo momento è un continuo cambio di temperatura, come vedete in pianura abbiamo il sole mentre le nuvole stanno correndo, sperando che non piova, e di qua lo spettacolo della Val di Requaro. Arrivati a questo punto si apre il panorama, la Val di Revolto, sotto dove siamo partiti vediamo Rifugio Revolto e il nostro carissimo Romeo del Rifugio Pertica. Purtroppo le nuvole stanno salendo, speriamo di riuscire a fare la panoramica. Arrivati a questo punto vediamo questa croce, mentre vediamo Cima Plische coperta dalle nuvole che stanno salendo rapidamente, e in fondo la casetta dell'ex cava, irraggiungibile perché il sentiero è franato e quindi non è possibile raggiungerla. Ed ecco davanti a noi l'attacco per salire a Cima Plische. Ed ecco vediamo in lontananza la croce del Plische, nella speranza che si apra una finestra debole. Vediamo.
Oggi panoramica da cima a Plische, fino a 5 minuti fa non si vedeva praticamente nulla. Gli angeli hanno soffiato via le nuvole per fortuna. Anche oggi sono stato fortunato. Il lago di Garda davanti a noi si vede benissimo. Girando a sinistra la Val di Requaro, coperta un po' dalle nuvole, però il panorama da quassù è unico, come sempre. Le piccole dormiti sanno stupire. Laggiù vediamo Brenta, mentre magicamente in questo momento si sta aprendo anche Cima Carega, e quindi con questa panoramica non mi resta che augurare a tutti voi buon cammino, ringraziando ancora una volta di seguirmi. Dal Plische, Mauro, gli amici del Carega. Abbiamo ripreso la discesa, mentre davanti a noi il Carega è ancora coperto oggi. Il nostro sentiero scenderà per arrivare a Malga Campobrun e da lì prenderemo il sentiero sotto E5 che porta naturalmente agli orti forestali. Arrivati a questo punto troviamo il forcellino del Plische, vediamo il zigzag che sale, che porta anche a Cesare Battisti e alla Omeladonna, e questo è l'anfiteatro che si apre in questa situazione stupenda. Merita di essere visitato, ed ecco qua la grande parete, bellissima, mentre il nostro sentiero prosegue verso Scalorbi. Da lì scenderemo verso Malga Campobrun e prenderemo il sentiero E5. Ecco davanti a noi Scalorbi, chiesetta. Ed ecco qua Malga Campobrun, dove d'estate si possono acquistare o assaggiare formaggi, posto bellissimo. Scendendo troviamo questo abbeveratoio, mentre il nostro sentiero prosegue dritto nella valle, dove avremo una visuale diversa della carrozzabile che sale verso lo Scalorbi. E finalmente, dopo tanto tempo, la sorgente è carica. Altra croce che troviamo lungo il sentiero, purtroppo andata distrutta. Questa è la Val di Revolto, scenderemo.
un po' di corsa perché tra un po' pioverà. Dietro di me trovate un cordino d'acciaio perché l'inverno ghiaccia e quindi risalire questo percorso è un po' pericoloso, mentre possiamo vedere la parete sotto la carrozzabile. E come dico sempre nei miei trekking, prestate sempre attenzione, ascoltate i vostri passi, non distraetevi perché si scivola con il bagnato e quindi onde evitare rotture o cadute, prestate sempre molta attenzione, ascoltate i vostri passi. Ecco la cascata particolarmente carica dopo le piogge di ieri, e noi si prosegue in mezzo a tantissimi colori. Ecco il sentiero che faremo tra un po', mentre in lontananza vedo Rifugio Revolto immerso nei colori, ma davanti a noi anche Cima Trappola, bellissima da fare in invernale. Ecco da dove siamo appena scesi, e questa è la maestosità della parete. Sotto la carrozzabile che siamo abituati a fare. Da qui un'altra visuale, mentre sotto si sente l'acqua. Ed ecco le cascatelle. Arrivati a questo punto si può benissimo notare il cambio di vegetazione, quindi ci stiamo abbassando piano piano. Questo sentiero scende molto rapidamente, quindi come dicevo prestare molta attenzione. Un sentiero fatto da zig zag continui. E siamo arrivati al bivio dove troveremo il segnavia che ci porta al sentiero da prendere. Siamo in zona Lago Secco 1270, come vedete orti forestali 20 minuti, Ponte di Revolto 50, mentre per chi volesse andare a Rifugio Revolto da qui ci vogliono 20 minuti, sentiero 190. Quindi noi adesso proseguiamo il nostro cammino sulla destra. Ed eccoci arrivati all'incrocio di stamattina, che segnava il passo Tre Croci, mentre ora vediamo la cartella onestica, Ponte di Revolto 30 minuti, Rifugio Boschetto 25,
e quindi noi scendiamo, ma stavolta aggiriamo a casa della forestale, entriamo nel bosco. Ecco qua il sentiero del ritorno, dove siamo sbucati alla dogana Vecia, mentre alla mia destra il rifugio Boschetto. Questo è l'ultimo pezzo che ci rimane da fare, lo facciamo sull'asfalto per circa 200 metri nemmeno, però merita per i colori. Obiettivo raggiunto. Come vedete dietro di me dei colori fantastici. Sono partito dal Lago Secco, ho fatto Passo Tre Croci, Plische, dove per fortuna si è aperto uno spiraglio di sole e quindi ho potuto ammirare la bellezza della montagna. Da lì sono sceso a Scalordi, Campobrun, Sentiero E5 e sono tornato qua. Ho conosciuto due persone fantastiche, seguiranno video e foto naturalmente. Sono stati 13 km con 1000 metri di dislivello, un percorso che consiglio, molto bello. Però bisogna stare sempre molto attenti perché si scivola quando è bagnato, come oggi ad esempio, e quindi non mi resta che ringraziare chi mi segue, augurare a tutti voi la buona giornata e buon cammino e come sempre Mauro, gli amici del canale. Ciao a tutti!